Siamo veramente diventati tutti schiavi dei telefonini. Siamo dalla mattina alla sera su Facebook, su TikTok, su Instagram. Cioè, dovevamo usare la rete e invece ci stiamo facendo usare dalla rete. Ma soprattutto sapete perché? Perché ci piace ci fai fatti là. Questa è la verità. Perché noi dobbiamo giuciare. Dobbiamo andare, guarda che le si è tagliati i capelli, ma che è sempre brutto, guarda che l'altro si è cagnata la macchina, ma non gli vede ce l'hanno prestata, guarda che è andata in vacanza lì, ma non è vero, si è fatto solo una foto e poi se n'è andata. Cioè, stiamo là, e poi un'altra malattina, a zanzara, piglia la fotografia, poi facciamo una fotografia, un piatto una pizza, poi facciamo, cioè fotografiamo tutto. Secondo me, bisogna darsi una regolata, ma sapete perché? Soprattutto perché? E mi rivolgo soprattutto anche ai genitori e a chi ha la fortuna di avere i nonni. Perché spesso poi, quando ci chiamano e dici ma tu non mi vieni a trovare, e diciamo, sai, non c'ho tempo questa settimana, casomai venga la settimana prossima. Allora, vedete, io penso una cosa, il telefonino può aspettare, i genitori, i nonni non possono aspettare. Perché arrivati a una certa età, ogni giorno che passa c'è una tristezza in più e invece un nostro abbraccio, un nostro sorriso, li regala ossigeno. Sono quelle persone che hanno desiderato tutto, ma a noi non ci hanno fatto mancare niente. Sono quelle persone che ci hanno dato la vita, ma veramente in tutti i sensi. E oggi quando vediamo quella ruga in faccia che sembra una risata, quella non è una risata, quella è la vita che ti avvisa che il tempo sta passando e che ne è rimasto poco. Ci sono quelli, per l'amor di Dio, che li affidano alle badanti, no? Fino a quando becchi la badante brava, ma a volte vediamo dai telegiornali che ci stanno quelle o quelli che li trattano male. Vedete, in questa canzone parlo di monetine, no? Parlo che gli sono rimaste solo pochi spiccioli in tasca. Sapete perché? Perché con i soldi di carta hanno cresciuto noi, non ci hanno fatto mancare niente. E noi li usiamo come carta di caramelli. Ci mangiamo la caramella e buttiamo via la carta. E no, tutto questo perché? Perché stiamo dando più tempo a un telefonino e non a un affetto vero. E allora io per questo ho scritto una canzone, sapete perché? Io è come se vi conoscessi ad uno e so che dentro avete un animo meraviglioso, altrimenti non stavate qua stasera, perché io so quello che scrivo, so quello che canto. Io ho scritto una canzone dedicandola a loro e mi piacerebbe che questa sera questa canzone entrasse nei vostri cuori e magari domani troverete il tempo per andare a regalare un abbraccio.